sarebbe bene l'autonomia, però allargare un po' le competenze della regione, della provincia, del comune. Secondo me bisogna continuare a parlarne. Un'autonomia che al Trentino Alto Adige, al Valle d'Aosta, cose del genere. Per i vicentini dunque l'autonomia del Veneto resta un tema che sta loro a cuore, una ricetta ancora valida per poter reagire alla crisi post-pandemia e all'attuale economia di guerra. Un'autonomia magari ritoccata in alcune parti per rispondere meglio alle esigenze attuali, ma sicuramente una svolta amministrativa ancora valida, invocata a gran voce nell'ultimo referendum regionale. Ma bisogna averla Zapata 20 anni fa. Essere più indipendenti in ambito amministrativo, in ambito enti locali. Poi se si riuscisse a fare il passo il resto viene a cascata, però l'amministrativo secondo me è un qualcosa che potrebbe dare l'input. Quindi non è passata di moda? No. Se c'è qualcosa di valido, sì, anche se è la Lega che lo propone, mi scusa, su mia proprio, se c'è qualcosa che l'autonomia ne porta a vivere stanti a meglio, ben venga. Autonomi vorrei dire rangiarsi da soli. Giusto pagare tasse, giusto cosare, però dentro un limite. No che stamattina pago 10, domani pago 20, dopodomani pago 30. E non so neanche cosa che pago. Parlare di autonomia, a lei cosa viene in mente? Viene in mente la mia autonomia, di non aspettare lo Stato che faccia qualcosa per me, perché non me l'ho mai aspettato. Sono di Napoli, sto da 20 anni e passa da qui, sto bene, mi trovo bene e sono autonomo. Beh, se aiutasse le piccole e medie imprese a trovare personale da formare, sì, eventualmente i fondi potrebbero essere dirottati in questo senso, insomma, perché adesso è un periodo in cui è molto difficile trovare del personale. Credo che alcuni criteri diciamo, macroscopici non servano neanche più. Il Veneto è una regione molto produttiva, siamo una regione di eccellenza in moltissimi settori. Credo che valga la pena potenziare questi settori e cercare di proteggerli, ripeto, selezionando in maniera accurata le voci più importanti. Però rimango, diciamo, europeista e rimango italiano. Per alcune cose sicuramente sì, il Veneto merita un'attenzione.